Taglio del nastro nel nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari per le sedi di INPS e Agenzia delle Entrate. Qui si mette al centro il cittadino, le parole del presidente nazionale dell'INPS. Il comune di Lavagna entra a far parte del comitato di indirizzo dell'Accademia del Turismo. Firmato un protocollo d'intesa, intanto presentati 3 nuovi corsi di formazione per disoccupati under 29. Avvicinare gli studenti con lo stupore dell'amore, così suor Elena Bosetti nel primo incontro del corso diocesano per insegnanti. La sfida, ha detto, è quella di scommettere su relazione e ascolto. Si apre in diocesi il percorso di formazione al dialogo interreligioso. Il tema guida sarà il dialogo come via. Questa sera primo appuntamento in occasione della giornata del Creato alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi. Non si va in missione, si è missionari. È la riflessione emersa alla veglia di preghiera che ha aperto in diocesi il mese missionario. Alle Clarisse di Levi il rosario e l'ascolto di 2 testimonianze. Zoagli si prepara alla festa patronale di Nostra Signora del Rosario. Sabato e domenica i momenti forti. Affidiamo a Maria la ricostruzione del borgo, dice il parroco, quella materiale ma anche quella interiore. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Taglio del nastro questa mattina a Chiavari, nel nuovo Palazzo di Giustizia, per gli sportelli territoriali di INPS e Agenzia delle Entrate. Attivi già da qualche tempo, l'inaugurazione ufficiale ha visto la presenza del presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, per la prima volta in Liguria dalla sua nomina. Vediamo. Questo è un momento di grande collaborazione tra amministrazioni pubbliche, una integrazione di servizi per facilitare e semplificare la vita al cittadino. Insomma, un polo multifunzionale in cui si trova gran parte dei servizi che il cittadino dovrebbe avere bisogno, non so, l'INPS, l'Agenzia, la Guardia di Finanza, il giudice di pace, insomma veramente una bella iniziativa. Dovrebbe potersi replicare su tutto il territorio nazionale. Qui troverà spazio anche il centro per l'impiego, quindi una maggiore collaborazione e vicinanza tra chi cerca lavoro, il reddito di cittadinanza e i servizi erogati dall'INPS. Esattamente, questo è quello che dicevamo poco fa proprio col sindaco di Chiavari. È il servizio integrato, cioè il cittadino al centro, i servizi attorno al cittadino e anche dover andare da uffici dove spesso bisogna effettivamente necessariamente andare, diversi, l'INPS o il centro per l'impiego, l'agenzia, però all'interno di uno stesso luogo diventa molto funzionale. Attivo già da qualche mese, oggi l'inaugurazione ufficiale, che momento è questo per la collettività e per l'INPS? Per noi è molto importante perché la politica che noi facciamo è quella di poter fornire dei servizi ai cittadini unificati in un'unica struttura. È molto più facile ovviamente poter venire in un posto e avere diciamo, una quantità maggiore di servizi senza doversi spostare. Oltretutto Chiavari è per noi un punto di riferimento fondamentale per il Levante Ligure, in quanto raccoglie veramente un bacino d'utenza importante. A me piace parlare di questo palazzo come del palazzo del per e del cittadino, perché in un'unica sede hanno opportunità di risolvere e di affrontare le problematiche relative all'Agenzia delle Entrate in senso lato e quindi catasto, per cui anche le visure catastali ed anche servizi della conservatoria, nonché i pagamenti, ahimè, ma che bisogna fare, con Agenzia Entrate e Riscossione. Carmen Perrotta è il nuovo prefetto di Genova, a deliberarlo il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Perrotta sostituisce Fiamma Spena, che ha da poco lasciato servizio. Dichiara il Presidente della Regione Toti: rinnovo la disponibilità a collaborare e cooperare nel rispetto delle reciproche funzioni affinché la sua azione possa svolgersi al meglio nell'interesse della collettività. Per la cronaca, un'automobile ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi in maniera autonoma lungo l'autostrada A12 nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco all'interno della galleria di Santa Giulia. Illesi gli occupanti del mezzo che hanno chiesto i soccorsi. Sul posto 2 mezzi dei vigili del fuoco muniti di autobotte che hanno spento il rogo. L'intervento è durato circa 2 ore, dalle 13 alle 15. I rallentamenti al traffico si sono registrati sul posto. Oltre ai pompieri è intervenuta la Croce Rossa di Cogorno e l'autosoccorso Pinasco per la rimozione del mezzo andato distrutto.
E riprendono i lavori per i sottoservizi sulla provinciale 227 di Portofino. L'intervento partirà martedì 8 ottobre nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure. Saranno posati i sottoservizi relativi alla rete idrica, fognaria ed elettrica e telefonica nelle zone adiacenti non interessate dal crollo causato dalla mareggiata, così da togliere le antiestetiche tubature provvisorie esterne che hanno permesso in questi mesi i collegamenti con le zone isolate. Saranno inoltre migliorate le reti a servizio di Portofino e di Paraggi, ma l'intervento imporrà l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo. Il semaforo resterà in funzione continuativamente dall'8 di ottobre al 20 dicembre, in tempo per garantire la normalizzazione della circolazione nel periodo natalizio. Sappiamo che un nuovo senso unico può apparire come un disagio, ha spiegato il consigliere metropolitano Franco Senarega, ma ci impegneremo affinché siano lavori attenti a evitare al massimo le problematiche di circolazione. Notizia questa che abbiamo letto sul nostro sito teleradiopace.com. Un'altra notizia di traffico, chiusura notturna al traffico veicolare e pedonale per il sottopasso ferroviario di Via Betti a Rapallo per 4 giorni da lunedì a giovedì dalle 20:30 alle 6:30 del mattino. La circolazione sarà interdetta per permettere alcuni lavori di ripristino e consolidamento del fornice svolti da RFI. Il lavoro adesso. Stanno per partire 3 nuovi corsi di formazione per disoccupati promossi dall'Accademia del Turismo di Lavagna. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 di ottobre per il corso di cuoco e fino al 31 di ottobre per quelli di bar operator e pasticcere. La presentazione è avvenuta a margine del protocollo d'intesa firmato tra l'ex scuola alberghiera e il Comune, che vede l'ingresso di quest'ultimo all'interno del Consiglio di indirizzo dell'ente di formazione. Sentiamo. È importante che il Comune ci sia e il Comune possa rappresentare attraverso di esso la voce della cittadinanza. Il Comune di Lavagna torna ad essere uno degli attori protagonisti dell'attività dell'Accademia del Turismo. Dopo la cessione nel 2018 delle quote dell'ex alberghiero, il Villaggio del Ragazzo, decisione presa dai commissari per dare la possibilità a questa realtà di svilupparsi e non rimanere legata al dissesto finanziario dell'ente, che ne avrebbe limitato la crescita, l'attuale amministrazione mangiante ha deciso però di ritornare in campo per collaborare con la scuola, entrando a pieno titolo nel comitato di indirizzo. Con la presenza del Comune di Lavagna si completa un comitato che saprà quindi raccogliere sia le istanze che provengono dal mondo del lavoro, e il Comune di Lavagna avrà anche questa duplice funzione di connettere, diciamo, le istanze degli imprenditori a quelle che sono anche le esigenze degli enti locali del Tiguglio. Nel giorno della firma del protocollo d'intesa tra il Comune di Lavagna e l'Accademia del Turismo, alla presenza degli assessori regionali Cavo e Benveduti, sono stati presentati 3 nuovi corsi di formazione per disoccupati. Le iniziative, realizzate in collaborazione con Formimpresa, sono un percorso di cuoco, un percorso di bar operator e uno per diventare pasticcere. Un totale di 45 allievi, di cui si prevede un esito occupazionale che può andare dal 53 al 60%. C'è una parte iniziale molto importante, che è quella dell'orientamento, per cui una forte motivazione che viene data agli allievi per iniziare e proseguire questo percorso, che è un percorso lungo, mediamente di 600 ore. Dopo il percorso, che prevede sia una parte in aula ovviamente e una parte in stage, cosa è previsto? È previsto un tirocinio fino a 6 mesi, sempre ovviamente finanziato da Regione Liguria e Fondo Sociale, e una serie di misure quali l'accompagnamento al lavoro e il supporto per l'avvio e la creazione di impresa, fino ad arrivare ai bonus occupazionali per le aziende che assumeranno i ragazzi in uscita dai corsi. Come ci si può iscrivere? Ci si può iscrivere presso l'Accademia del Turismo della Lavagna o Formimpresa. I requisiti sono quelli di almeno una qualifica professionale o un diploma, avere dai 18 ai 29 anni e non essere ovviamente occupati. Laura Manzone, il nuovo direttore della struttura complessa SPDC, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ASL 4. Originaria di Torino, medico chirurgo con specializzazione in psichiatria, la nuova dirigente negli ultimi 5 anni è stata responsabile della struttura dipartimentale servizio psichiatrico delle carceri di Milano. Ha preso servizio nell'azienda sanitaria del Tiguglio a partire dal 1° di ottobre. E sempre in tema è stato completato il restyling grafico della homepage e del sito della ASL 4 Chiavarese. La nuova veste grafica consente una più facile navigazione e ricerca dei contenuti. L'azienda sanitaria avverte che saranno possibili nella giornata del passaggio eventuali temporanei rallentamenti nell'accesso al sito, disagi per i quali si scusa in anticipo con l'utenza.
La cronaca: si aggiravano nel centro di Recco con della merce contraffatta nascosta nell'auto per un valore stimato in circa 60.000 euro. I carabinieri hanno fermato 2 persone, un uomo di 41 anni e la sua complice di 73, entrambi genovesi con precedenti, dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato la presenza sospetta di un furgone. I militari hanno rintracciato il mezzo e lo hanno fermato. Al suo interno c'erano tappeti persiani, borse di marche di lusso, orologi Rolex, certificati di qualità e talloncini adesivi in bianco e anelli in oro bianco. Al termine dei controlli i carabinieri hanno appurato che la gran parte di questa merce era contraffatta, così sono scattate le denunce e il sequestro di tutto il materiale. Scommettere sulla relazione e l'ascolto con gli studenti è la strada che i docenti di oggi sono chiamati a percorrere. A dirlo Suor Elena Bosetti nel primo incontro di formazione per gli insegnanti della diocesi. I ragazzi, ha spiegato, devono comprendere di stare a cuore ai loro maestri. Sentiamo. Il compito dell'insegnante? Far passare quel brivido che Dio è interessato a ciascun ragazzo. È la testimonianza della biblista Elena Bosetti, suora di Gesù Buon Pastore, originaria di Trento, in apertura del corso diocesano di formazione per gli insegnanti. La religiosa, affrontando l'attualità e la bellezza del Magnificat, ha invitato a far breccia nel cuore dei giovani con lo stupore dell'amore. E come posso farglielo capire che è amato se io, maestra, non ho occhi per lui? È nei miei occhi che il giovane deve poter cogliere qualcosa di quanto è prezioso per Dio. La prima sfida, spiega Suor Bosetti, è partire dall'incontro, come quello tra Maria ed Elisabetta, da cui scaturisce il Magnificat. Curare dunque la relazione con gli alunni, far capire loro che sono importanti per qualcuno. Una scommessa significativa, prosegue la religiosa, poiché molti giovani oggi arrivano a togliersi la vita precocemente perché credono che non ci sia attenzione per loro. Insegnare a riconoscere nella nostra storia quello che Dio fa per noi ed aprire l'animo alla gratitudine, alla lode, alla benedizione, credo che non sia una cosa da poco oggi. La seconda sfida è saper ascoltare, in una sinergia forte tra famiglia e scuola. L'esempio è sempre quello di Maria, che ascoltò e custodì la parola nel suo cuore di giovane madre. Ascoltare non lo sanno fare neanche i genitori. Immaginiamoci come possono insegnare ai figli ad ascoltare se non imparano ad ascoltarsi tra marito e moglie, ad ascoltare loro per primi i figli. Perché se una volta mia mamma diceva al figlio ascoltami, qualche volta adesso è il figlio che deve dire alla mamma ascoltami. Il Papa adesso una cerimonia di preghiera per celebrare la festa di San Francesco e inaugurare simbolicamente il Sinodo per l'Amazzonia. È quella che si è svolta oggi per la prima volta nei Giardini Vaticani alla presenza del Papa. Nel corso della cerimonia di preghiera è stato messo a dimora un albero proveniente da Assisi come simbolo di un'ecologia integrale per appunto consacrare il Sinodo amazzonico a San Francesco nell'imminente ricorrenza dei 40 anni della proclamazione papale del poverello di Assisi come patrono dei cultori dell'ecologia. Vediamo il servizio di Radio Vaticana. È una cerimonia speciale, quella che si è vissuta nei Giardini Vaticani nel giorno della festa di San Francesco. Preghiere, canti e danze hanno scandito questa giornata che suggella una fine e un inizio. Si conclude infatti oggi il tempo del creato, un periodo di più intensa orazione e azione a beneficio della casa comune. E si sta per aprire a partire da domenica e fino al prossimo 27 ottobre il Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica incentrato sul tema Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. La cerimonia nei Giardini Vaticani è culminata in un gesto semplice ma profondo che vuole essere un richiamo alla conversione ecologica. Un albero, un leccio proveniente da Assisi, si è radicato nel cuore della Chiesa universale. È stato piantato dal Papa, da 2 rappresentanti indigeni, dal cardinale Claudio Ummes e dal cardinale Lorenzo Baldisseri. Prima della piantumazione, 8 persone rappresentanti di popoli indigeni e di altre realtà, tra cui quelle delle migrazioni e dello sviluppo sostenibile, hanno portato una piccola sacca. All'interno c'era della terra proveniente da vari luoghi simbolo, tra i quali l'Amazzonia, l'India e Assisi. Quella odierna è una giornata speciale. Nel giorno della festa del poverello di Assisi è stato consacrato a San Francesco il Sinodo speciale per la regione panamazzonica e nei Giardini Vaticani, nel cuore della Chiesa universale, è riecheggiato un canto che scaturisce dal cuore. Laudato si, mi Signore.
Questo pomeriggio nella Basilica di San Pietro Papa Francesco ha ordinato 4 nuovi vescovi. Annunziate la vera parola, la parola di Dio, non dei discorsi noiosi che nessuno ha capito. La raccomandazione a braccio del pontefice che ha messo in luce le 3 vicinanze del vescovo: la vicinanza con Dio con la preghiera, la vicinanza con i presbiteri nel collegio presbiterale e la vicinanza con il popolo. Siate vicino ai poveri, agli indifesi, a quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto, ha proseguito Francesco. Ricordatevi che nella Chiesa Cattolica, radunata nel vincolo della carità, siete uniti al collegio dei vescovi. Questa sarebbe la 4ª vicinanza secondo il Papa, e dovete portare in voi la sollecitudine di tutte le chiese, soccorrendo generosamente quelle che sono più bisognose di aiuto. In diocesi adesso le parrocchie di San Paolo in Pila e Santa Margherita di Fossa Lupara accolgono il nuovo parroco Don Massimiliano Pendola. La celebrazione a Ses Levante per l'ingresso del sacerdote sarà preceduta questa sera alle 21 da una veglia di preghiera presieduta dal vicario foraneo Don Stefano Traini nella chiesa di Pila. Sabato invece alle 15, domani, nella chiesa di Pila, la messa per l'ingresso di Don Pendola presieduta dal vescovo. Domenica 6 ottobre alle 10 Don Massimiliano celebrerà la messa nella chiesa di Santa Margherita di Fossa Lupara per incontrare la comunità. E il mese missionario indetto dal Papa per questo ottobre 2019 ha avuto avvio in diocesi con la veglia di preghiera al monastero delle Clarisse di Levi, che è stata scandita dalla recita del Rosario e dall'ascolto di 2 testimonianze. Sentiamo. La cosa più importante per la Chiesa è la missione, ne era convinto Papa Benedetto XV, tanto che il 30 novembre del 1919 pubblicò la lettera apostolica Maximum Illud, dedicata appunto all'attività missionaria. Per celebrare il centenario, Papa Francesco ha indetto il mese missionario straordinario, che nella diocesi di Chiavari è iniziato con un momento di preghiera scandito dalla recita del Rosario al monastero delle Suore Clarisse di Levi. 2 le testimonianze che hanno aperto e concluso la serata, quella della suora rosminiana Pierantonia Colombo, che ha descritto la sua esperienza missionaria in Colombia e in Italia, e quella di Paolo Viacava, che con la famiglia da 7 anni vive in missione in Perù. Al centro dei loro racconti la consapevolezza del fatto che la missione non si sceglie, ma alla missione si è chiamati. La missione è un invio che nasce da un'urgenza interiore di dare un senso alla propria vita. E l'unico modo che noi abbiamo per scoprire il senso della vita è quello di fare della nostra vita un dono. Questo è quello che ci hanno insegnato tanti missionari, ma questo è quello che ci insegna il Vangelo. Nel corso della serata Paolo Viacava ha raccontato l'esperienza dei primi 7 anni di vita in Perù con la moglie Eleonora e i loro 4 figli. Ci occupiamo della parte logistica delle missioni che abbiamo in Perù, che sono una 70. Siamo andati giù in Perù un po' spinti dai ragazzi dell'operazione Mato Grosso, dopo anni che facevamo qua nei gruppi. Chiamata non ho sentita molta, non ho mai sentita forse. Essere giù oggi per me in questo mondo nel 2020 è per proprio ritrovare questo Dio che ho perso io per primo. Suor Pierantonia Colombo per un breve periodo di tempo ha vissuto in Colombia e ora vive da diversi anni a Chiavari. La Chiesa da sempre ha mandato i suoi missionari e noi apparteniamo a questa grande storia che è secolare, che parte da Gesù e che continua oggi. È una cosa che ti lascia senza fiato appartenere a una grande storia di questo genere. Non sei il birillo oppure non so, l'uno che per conto suo fa una cosa, se la inventa, ma è uno che appartiene a qualcosa di grande. In occasione della chiusura dei festeggiamenti dei 400 anni della fondazione del convento dei frati cappuccini di Monterosso al Mare è previsto un ricco programma di festeggiamenti e celebrazioni religiose. Domani alle 21:15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Monterosso sarà eseguita la messe solenne de San Cécile di Gueneux con la direzione del maestro Paolo Sperandio. Domenica alle 10 la processione dal convento dei cappuccini alla chiesa parrocchiale, dove alle 11 sarà celebrata la messa solenne presieduta dai padri provinciali della Liguria e della Lombardia. Alle 15 sarà presentata una storia di pace al convento dei Cappuccini di Monterosso, un nuovo fumetto che racconta la lunga e avventurosa storia del convento ideato da Alberto Locatelli. Zoagli invece si prepara alla festa patronale di Nostra Signora del Rosario. Sabato e domenica i momenti forti, domani sera inoltre è in programma una cena condivisa per la quale sono aperte le iscrizioni. Sentiamo il parroco.
Veniamo ai giorni clou delle celebrazioni, iniziando da sabato. C'è un momento particolare, quale? La novena ci ha visto iniziare proprio dal motivo per cui la Madonna ha trovato grazia presso Dio e ci siamo risposti così, perché si è fatta piccola, perché ha reso disponibile l'avvento del Signore nella storia. Sabato lo dedichiamo ai bambini, incominciare da loro, incominciare dalla primizia della nostra comunità. Alle 15:30 ci sarà la celebrazione, un dialogo con loro, una preghiera di benedizione su di loro, che offrono i fiori alla Madonna. Successivamente una merenda sulla piazza, qualche gioco e poi ci trasferiamo nel nuovo cinema parrocchiale per vedere un cartone animato molto recente, il 2019, Sean Vita da Pecora, sarà esilarante e divertente. Alla sera il momento conviviale, a cui siete tutti invitati e chiedo proprio di iscrivervi in parrocchia. L'importante è stare insieme e fare comunità. Quali sono invece i due momenti più importanti nella giornata di domenica, giornata di festa? Arriviamo al punto focale, l'inizio e il culmine della nostra fede, la celebrazione eucaristica solenne, animata dal coro parrocchiale e partecipata dai parroci di Zoagli. Al pomeriggio, alle 16:30, ci sarà il canto dei Vespri e la processione lungo le vie del paese. Questa volta ad aiutarci nella riflessione sarà il parroco di Santa Margherita, Don Gian Emanuele Muratore. In che modo pensa di affidare quest'anno Zoagli a Nostra Signora del Rosario? Si è parlato molto della ricostruzione, sappiamo per gli episodi delle calamità naturali. Sono sì una ricostruzione necessaria, però sono sempre dei segni che richiamano un altro tipo di costruzione, dei passi piccoli, i passi lenti, i passi dell'amore, i passi della dedizione, i passi della cura reciproca. E il Vangelo non ci stanca mai di ricordarci quanto la ricostruzione avviene sempre nella vita spirituale, nella vita interiore. Solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario nella parrocchia di Santa Sabina di Trigoso. Questo pomeriggio l'unzione degli infermi e la benedizione dei bambini con l'offerta dei fiori a Maria. Seguirà un momento di festa. Domani alle 20:30 il Rosario e la messa celebrata da padre Lino Tagliani. Domenica alle 11 la messa solenne presieduta dal Vescovo, che si concluderà alle 12 con la recita della supplica alla Madonna. Alle 17 il Vespero presieduto da Don Simone Binelli, parroco di San Michele Arcangelo in Farnocchia. Seguirà la processione che sarà coronata dall'omelia sul sagrato della chiesa parrocchiale. Lunedì 7 alle 20:30 la recita del Rosario e la messa per i benefattori. La Madonna del Rosario sarà celebrata anche nella parrocchia di San Siro a Santa Margherita Ligure, sabato alle 17:40 il Rosario e alle 18 la messa, domenica le celebrazioni alle 8 e alle 10:30. Alle 18 la messa sarà presieduta da Don Matteo Prettico e seguirà la processione. In occasione della festa della Madonna del Rosario a Favale di Malvaro, la Santa Messa sarà celebrata dal Vescovo. L'appuntamento è questa volta per lunedì alle 11. A Certenoli quest'anno si ricorda il 3° centenario della confraternita di Nostra Signora del Rosario. Domenica alle 17 la messa, a cui seguirà la processione. E le parrocchie di Mezzanego, Sopra la Croce e Vignolo organizzano un pranzo di beneficenza a favore di una parrocchia in Burundi, comunità di origine di Don Onesfor Nduimana. L'appuntamento è per domenica alle 12:30 nella sede della Croce Bianca di Mezzanego. La giornata sarà allietata dall'orchestra di Diego Sanguinetti. I fondi contribuiranno all'acquisto di pannelli solari dell'impianto elettrico per la parrocchia. Per prenotare il numero è il 347 588 1878. Adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 5 ottobre. Come ogni sabato in piazza Conscienti di Ne saranno allestite le bancarelle del mercatino degli aromi e dei sapori antichi dalle 8 alle 12. Aperto alle visite il Museo Leonardini Sanguinetti nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari. L'orario dalle 9 alle 12 con possibilità di ammirare strumentazioni datate attorno ai primi anni dell'Ottocento. In occasione dei festeggiamenti patronali a Zoagli dalle 9 sotto i portici dell'asilo di Via Merello saranno esposte le eccellenze del territorio. Prevista animazione per i più piccoli con Pagliacciando. Mostra micologica al centro visite del Parco dell'Aveto a Rezzoaglio, in esposizione varie specie di funghi raccolte nei boschi. L'orario di apertura dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17. Il centro visite delle batterie sul Monte di Portofino è aperto dalle 10 alle 17. Possibilità di visite guidate con 2 partenze, alle 11 e alle 15. Alle 10 nell'aula magna dell'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante si terrà la cerimonia di premiazione
premiazione del concorso di poesia narrativa Ricerca nella scuola giornata dei nonni. Al Palazzetto dello Sport di Chiavari si disputerà la 19ª edizione del Grand Prix Città di Chiavari, torneo internazionale di lotta olimpica, all'inizio alle 15. Il sentimento del sacro nelle Cinque Terre, segni, simboli, figure e storie, il titolo della mostra di Carla Sanguinetti, che sarà inaugurata alle 16 al santuario di Soviore a Monterosso. Alle 17 nelle sale espositive del Museo del Damasco di Lorsica sarà inaugurata la mostra I Mori di Eugenio Feresin. Rimarrà aperta nei fine settimana sino al 7 gennaio con orario 15-17. Le vacanze sono finite, il titolo dello spettacolo musicale organizzato dalla Scuola Teatro Canterò. Alle 17 l'Auditorium San Francesco di Chiavari sarà portato in scena dai giovanissimi allievi della scuola. L'ingresso è libero. Chiavari chiama America Latina, riflessioni e testimonianze sul continente amico, il titolo dell'incontro organizzato nella sede di YLab a Chiavari alle 17:30. Interverrà l'economista Andrea Goldstein sul tema incertezza politica e fragilità economica, l'Argentina alle urne. Al Teatro Comunale di Cicagna alle 21 la compagnia sinistra porterà in scena La voce dei grilli di Federico Luciani ed infine sempre alle 21 l'Auditorium San Francesco di Chiavari omaggio a Garinei e Giovannini con lo spettacolo G&G a cura degli allievi della Scuola di Teatro Musicale Canterò. Siamo allo sport, per la Serie B si gioca domani la 7ª giornata di campionato, la Virtus Entella è impegnata ancora in trasferta, questa volta a Crotone. Reduci dal pareggio contro il Benevento, i ragazzi di mister Boscaglia sono chiamati a continuare la striscia positiva di risultati. Le due squadre giocheranno con il lutto al braccio per la tragica scomparsa del preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni. Il calcio d'inizio è alle 15, sentiamo il mister. Crotone, altro impegno molto importante. Le chiedo però il morale della squadra com'è, perché la gara di Benevento ha lasciato tanto, soprattutto sulla consapevolezza di potersela giocare anche in uno stadio impegnativo e tosto. No, vabbè, la squadra sta bene, naturalmente il punto di Benevento ci ha fatto benissimo, quindi siamo super motivati, sapendo che comunque domani è una partita difficile, un campo molto difficile, con una situazione anche, tra virgolette, emozionale, un po' particolare per quello che è successo a Crotone, quindi sappiamo che sarà una partita un po' diversa da questo punto di vista, dobbiamo essere pronti. Lo ha anticipato lei, chiaramente sono ore difficili a Crotone e in tutto questo c'è una squadra molto forte che sta trovando continuità e che reduce da un'ottima vittoria in trasferta. Sì, è una squadra fortissima, costruita sicuramente per stare nei piani alti della classifica. È una squadra che ha tutto, non gli manca niente, ha qualità, ha aggressività, quindi sacrificio, fisicità, organizzazione di gioco, è una squadra tosta, forte da affrontare, ripeto, e quindi dobbiamo stare molto attenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista anche, tra virgolette, emozionale, dobbiamo farci trovare pronti. E sarà una partita dura. Adesso Crotone, un altro campo che conosci molto bene, tornerai a giocare lì da ex, che partita ti aspetti? Ritorno in un altro campo dove ci ho giocato per 3 anni e sarà sicuramente una partita difficile contro una squadra altrettanto forte, quindi sarà una partita difficile come lo sono tutte in Serie B, però noi andiamo con l'atteggiamento giusto e la voglia di portare a casa il massimo. E la vela, fine settimana all'insegna di una regata classica nel calendario delle competizioni organizzate dalla Yacht Club Chiavari. Sabato e domenica oltre 60 gli equipaggi che sfileranno su uno dei percorsi più suggestivi del Mar Ligure, la Chiavari Porto Venere, per la 51esima edizione della Coppa dall'Orso. Sentiamo. Siamo alla penultima regata di quest'anno. Sabato e domenica ci sarà la più bella regata del Golfo del Tiguglio, che è la Coppa e il Trofeo dall'Orso. Chiavari Porto Venere al sabato e Porto Venere Chiavari la domenica mattina. La regata è aperta alle imbarcazioni classe Orca, IRC e Libera, meglio detta crociera. È una regata tradizionale, storica, raggiunge il 51esimo anniversario e abbiamo al momento 60 iscritti, potrebbero essere anche di più, con notevoli problemi di ormeggio, sia in zona Chiavari che in zona Porto Venere. Poi
sabato sera c'è festa a Porto Venere, 500 persone che si riversano nel Porto Venere e domenica pomeriggio alla fine della regata ci sarà la premiazione a Chiavari con il solito buffet eccetera e un po' di festa. La regata velica dall'Orso è un appuntamento tradizionale, come diceva prima il Presidente, storico, ma dove nasce questo sodalizio con la vela? Sì, ormai si può proprio dire tradizionale, forse tra quelle in Italia che ha avuto una durata, una storia più lunga ormai. E nasce dal grande amore per la vela che aveva mio padre Nicola, che è stato non tra i fondatori ma proprio comunque tra i primissimi soci dello Yacht Club Chiavari, che all'epoca si chiamava Circolo Nautico, e volle così ricordare suo padre nel 69 con la prima edizione. E poi in occasione del 20° anniversario fu mia volontà istituire anche il trofeo Nicola Dall'Orso in ricordo di mio padre, e così è nato questa duplice regata, Coppa Dall'Orso e trofeo Nicola Dall'Orso. Questa sera torna l'appuntamento con Noi Chiesa, la rubrica dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Vediamo in anteprima i titoli. Riparte l'anno pastorale con l'impronta del convegno diocesano. Il vescovo ha sottolineato l'importanza di proseguire il cammino intrapreso in modo comunitario e fraterno. La fede non va difesa ma annunciata, la sfida della biblista Rosanna Virgili. Moneglia ha accolto il sacerdote con il sorriso. Don Stefano Giupponi ha fatto il suo ingresso nelle 4 parrocchie della città. Il suo primo impegno, le relazioni. Don Salvator Bizimana amministrerà le parrocchie di Aveggio, Romaggi, Certeno, Licoreglia e Canevale. Desidero, ha detto, una comunità guidata dallo spirito nelle relazioni e nella gratuità. Non si va in missione, ma si è missionari. La riflessione è scaturita dalla veglia di preghiera che ha aperto in diocesi il mese missionario straordinario. Alle Clarisse di Levi la recita del rosario e l'ascolto di 2 testimonianze. Pregate e vivete ciò che annunciate, l'invito del vescovo ai catechisti della diocesi all'inizio del nuovo anno pastorale. Da Monsignor Tanasini un richiamo a non staccare l'annuncio del Vangelo dall'Eucarestia. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Teologia Mater Ecclesia di Chiavari. Fra le novità di quest'anno 2 seminari, uno dedicato ad argomenti di carattere biblico, l'altro sulle 3 grandi religioni monoteiste. Una scelta di fede compiuta 400 anni fa. Il piccolo paese di Semorile ha dato vita a 2 giorni di festa in occasione dell'anniversario dell'istituzione della parrocchia. Il Sacro Cuore di Gesù ci parla dell'amore di Dio, lo spunto di riflessione del vescovo nella festa celebrata a Ferrada di Moconesi, l'invito ad aprirsi e a riparare le offese ricevute. 2 dipinti sono venuti alla luce restaurando altre 2 opere custodite nella chiesa di San Michele di Pagana. I lavori sono stati sostenuti da molti parrocchiani. Ed è tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 9 con la nostra rassegna stampa in onda sul canale 187 Telepace News. Continua sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.